Terza corsa per cavalli di 3 anni sulla distanza del miglio, sono 13 dietro l'autostart, Concita, Cashmere Sea, Champagne Fior, Calimero, Carbonella, Coben Run in prima fila, Clark Gable, Holm, Conan Pitts, Cindy DL, Cami Holz, Credit Matley, Cowgirl Digisets in seconda, in terza, Ciroli dei Greppi. In chiusura Carbonella, la più appoggiata, numero 5, Marco Stefani in sediolo. E proprio Carbonella ha problemi dietro l'autostart e si getta di galoppo, mentre c'è lotta per il comando fra Cashmere Sea e Champagne Fior. Cashmere Sea in vantaggio, Champagne Fior insiste al suo esterno, poi prova ancora l'attacco di Cashmere Sea, vedremo le mosse di Antonio Greppi, che sembra intenzionato a lasciar sfilare l'avversario, che passa così in meno di 300 ed è nuovo leader. Champagne Fior dunque, Alessandro Fonte in vantaggio, in seconda posizione Cashmere Sea, percorsie esterne, la progressione di Coben Run, mentre al largo abbiamo visto anche Clark Gable, Holm. Tanto 39 per i 400 e 600 che se ne vanno nell'ordine del 46 e 7. Davanti alle tribune conduce Champagne Fior, mentre c'è l'errore di Coben Run numero 6, e lascia scoperto all'esterno Clark Gable Holm, che è seguito nell'azione da Ciroli dei Greppi. Al largo anche Cindy DL, intanto 1-2-2 il passaggio agli 800 con Champagne Fior in vantaggio. Cashmere Sea in seconda posizione, all'esterno rimane Clark Gable Holm, chilometro in 1:17,5, cerca di allungare ora Champagne Fior, sempre tallonato da Cashmere Sea e al largo da Clark Gable Holm, i tre in vantaggio a 400 dalla conclusione, con Champagne Fior che cerca ancora l'allungo, Clark Gable Holm al suo esterno, alla corda rimane a contatto Cashmere Sea. Completamento della curva finale con Champagne Fior che si mantiene in vantaggio, ma c'è un agganciamento probabilmente fra Cashmere Sea e all'esterno Clark Gable Holm, e così può andarsene Champagne Fior e vincere nettamente nei confronti di Cashmere Sea, mentre per il terzo sul palo emerge ancora Clark Gable probabilmente nei confronti di Cami Holz. Da rivedere comunque l'arrivo, 1:17,1 il ragguaglio conclusivo e bel primo piano per Champagne Fior e Alessandro Fonte, training di Massimo Trevellin in percorso di testa. Champagne Fior stampa un 1:17,1, nonostante una chiusa in 31,5, vince comunque largamente. Gli avversari sono distanti, al secondo posto conclude ancora Cashmere Sea davanti a Clark Gable Holm, sì, nei confronti di Cami Holz che dovrebbe essere quarto, anzi di Ciroli dei Greppi che dovrebbe essere quarto, vicino comunque, aspettate, per il terzo posto ci sarà forse richiesta di foto.